Euroregione.news. Il rapporto con il sistema economico produttivo, gli interventi strategici da una parte e l'attrattività e la promozione dell'offerta formativa dall'altra sono due direttrici nell'impiego degli 800.000 euro che la Fondazione Friuli trasferisce all'Università di Udine per il 2025 con la convenzione firmata a Palazzo Antonini Stringer, sede del rettorato, tra il rettore Roberto Pinton e il presidente della Fondazione Friuli, avvocato Bruno Malattia. Verrà rafforzato l'Uniud Lab Village, in particolare le aree dell'energia e dell'agroalimentare. Il raccordo tra imprese, laureati e studenti e particolare attenzione verrà riservata alla vocazione produttiva e alla presenza universitaria nel Pordenonese. Il contributo sosterrà anche qualità e accessibilità didattica, formazione laboratoriale, comprese la ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia e l'internazionalizzazione. Continua il nostro sostegno all'università, ha detto Bruno Malattia, per renderla sempre più incisiva sul territorio. Significativi gli obiettivi simbolici di sistemazione del patrimonio storico della Zanussi e le iniziative collegate al 50° del terremoto. È una giornata importante perché oltre a rinnovare un rapporto solido che dura nel tempo con l'università, abbiamo definito sempre meglio degli obiettivi che servono a incrementare sì l'offerta formativa dell'università ma anche i suoi legami con il territorio a favore dei giovani e delle nostre industrie. È una bella giornata per Udine, non solo, ma anche per Pordenone, dove l'università svilupperà la sua presenza a vantaggio anche della parte occidentale del Friuli. Con l'accordo, ha aggiunto il rettore Pinton, si rinnova una storica e strutturale collaborazione fra Ateneo e Fondazione con elementi di novità che incrementano l'efficacia delle azioni programmate. Un momento importante, abbiamo sottoscritto di nuovo una nuova collaborazione, una convenzione con la Fondazione Friuli che ha come obiettivi principali quella di aumentare l'impatto dell'università sul territorio e soprattutto favorire una formazione sempre più efficace degli studenti. Ed è per questo che i filoni di attività vanno proprio in questa direzione, quindi da una parte potenziando le strutture che sono di interazione con le aziende del territorio, si pensi alla Village per esempio, e l'inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro, tutte le attività di placement. Dall'altra invece un forte stimolo alle attività laboratoriali che servono, non sono solo complemento, ma sono parte integrante delle attività formative, con un focus sulla sede di Pordenone, su cui l'università ha investito molto, ma è anche sede di azione della Fondazione. Ecco, la novità, che non è una novità, è un'evoluzione, è il fatto che abbiamo puntato su iniziative che siano tangibili, misurabili, sempre più focalizzate, quindi minore dispersione ma maggiore focalizzazione su temi che avranno senz'altro risultati, e questo penso che sarà facile rilevarlo e servirà soprattutto per le prossime convenzioni.